L'ondata di maltempo nelle ultime ore sta mettendo a dura prova la viabilità in quasi tutta la provincia di Agrigento. Dall'ex provincia regionale arriva l'invito ad usare la massima prudenza su tutte le strade interne. Maggiori problemi si registrano nel Riberese e ancora sulla provinciale 6 Montallegro-Ribera e sulla provinciale 30 Cattolica Eraclea, statale 115 Rovine di Eraclea Minoa. Qui si segnala la presenza di fango e detriti. Presenza di fango anche sulla provinciale 29 Cattolica Eraclea Montallegro e sulla provinciale 87 Montallegro Bovo Marina. Problemi anche nell'Icatese, in particolare sulla provinciale Licata Ravanusa. Massima prudenza è raccomandata sulla Naro Figotto. Il bollettino del Dipartimento regionale della Protezione Civile aveva previsto piogge intense, in particolare nella zona di Sciacca. Per far fronte alle varie emergenze, l'ex provincia regionale di Agrigento ha allertato tutto il personale stradale disponibile. Problemi anche nei cantieri della statale 640, dove il maltempo però ha solo rallentato i lavori, visto che in maniera davvero encomiabile gli operai sono presenti anche oggi. Dalla provincia passiamo al capoluogo agrigentino, dove viene segnalato da Mare Amico il solito problema davvero singolare delle fognature, un problema che si ripete ogni qualvolta ad Agrigento piove con una certa intensità. Nelle città civili, quando piove, al massimo scoppiano le acque bianche. Ad Agrigento, quando piove, scoppiano solitamente le fognature. Questo per colpa dei bypass esistenti tra le acque bianche e le acque nere.